Bisogna considerare che non possiamo parlare di un hip hop italiano, ma dell'hip hop in Italia, perché alla fine è una cosa che lì è stata scoperta ed è arrivata da oltreoceano. Non c'era una base come sulle 4 arti specifiche come l'abbiamo avuta noi in Sardegna da piccoli. Mentre in Sardegna si può parlare di hip hop sardo proprio per la questione che siamo un'isola, proprio anche per la questione che volenti o nolenti, consapevolmente o inconsapevolmente siamo molto boicottati, cioè tutta l'Italia viene a suonare in Sardegna, difficilmente i sardi vanno a suonare in Italia. Quindi si è sviluppata una sorta di microsistema sardo di hip hop, cioè ci sono delle cose che fuori non sono state mai considerate, ci sono aspetti, musicalità, ritmiche differenti dal resto dell'Italia, totali. Non a caso dico, non è la Sardegna essere in Italia, l'Italia essere in Sardegna. Saia nasce come pezzo, diciamo, classica di ispirazione americana, quindi la strada, la vita nostra, quella quotidiana, tutti i problemi che comunque si andavano a incontrare all'epoca, prima anni 90, disoccupazione, emarginazione sociale. E lì ispirati anche da Kid Frost, questo MC messicano rappresentato negli Stati Uniti, che utilizzava per la prima volta lo spagnolo all'interno di un contesto totalmente legato alla lingua americana. Quindi utilizziamo il sardo per poter descrivere concetti riguardanti la nostra realtà che anche tradotto in italiano non avrebbe avuto sicuramente lo stesso potenziale espressivo. Saia nasce come primo pezzo in lingua sarda su disco, perché altre demo tape comunque all'epoca erano in circolazione, tipo i Mogro Posse, ora Valentia, i War, ora Menir. In molti conoscono di Saia la versione quella proprio di Digigraph con le collaborazioni poi sui cast in fondo di Casino Royale e di Neffa, però in origine nasce come demo tape, quindi il testo venne scritto e registrato su instrumental americane. Chiudi gli occhi, destro di un uguale nerd style, priva d'eco, grida il metto in testa è come un blackout. Non sa resta solo un sound di morte, mentre sogni vita, scelte elastica di dubbi, mastica, mina la stima. I testi come tematiche sono variati nel tempo, anche crescendo, cioè ho fatto anche di età. All'inizio si affrontano le cose con una leggerezza e uno sguardo abbastanza quasi distante. Poi crescendo e vivendo queste situazioni qui già prendono un certo tipo di poetica molto sinistra. Io tendo molto a scrivere, diciamo, in maniera oscura, e i miei fratelli di Underground Solution mi chiamano il demone, perché in ogni pezzo ho sempre questa anima nera all'interno che si presenta. Da quelle faccia marcia su macerie marcio, alla radice il frutto del suo male, lui l'ha scritto in faccia. Racconta epico la vita che mi traccia, semini distrugge, seguila di sangue e traccia. Per ogni raggio di luce che se buio, per ogni saggio che nasce luce senza dubbio. Ti insinuantaggio dentro mentre spente, o ripende mentre il coro mentre spende il vero al tempo che sente. L'hip hop si è evoluto, quello è certo, tecnicamente si è molto evoluto, anche perché le macchine ora ti permettono di poter produrre cose che prima potevi fare solo in studio. Il fatto della lirica poi, dei testi, è cresciuta molto la tecnica, è cresciuta, quindi gli incastri, le metriche, perché con il tempo è normale avere ispirazione da altri. Quando parti dal nulla, dove, diciamo, come sono partito io, dove il tuo punto di riferimento erano gli americani, quindi avere un linguaggio totalmente diverso dal tuo, perché il suono, le vocali chiuse, queste cose qua, non ti permettevano di poter riprodurre lo stesso linguaggio tecnicamente. Quindi questo sardo ha avuto, diciamo, il suo merito, perché sicuramente si avvicina di più in fatto di tecnica
ad un suono che si presta ad avvicinarsi alle sonorità americane. Io personalmente sono sempre ispirato solo agli americani. L'antidoto prima del male, immediata male, da subito uguale, ti vedono in media di day. La strizza su sale ti infetta un rally 3G. Tu stai là a guardare davanti al PC, ti foto l'uguale, ti infetta le news, ti foto la testa coi test. Di merda parcheggiano bus. Chi mi ha iniziato all'hip hop è stato il destino. Quindi dall'inizio, primi anni 80, i primi dischi di Grandmaster Flash, Curtis Blow, i primi della DMC. Poi ho conosciuto l'hip hop della sua completezza quando mi sono trasferito a Torino, quindi il contatto con la THC è stato molto importante. L'incontro con i vari Pinzu, Giosta, Papailo, che ha prodotto un gruppo che ho fondato dopo Sarrazza, che è Bocca Buona, tra cui ha partecipato anche alla compilation di DJ Yenzo, tutti per uno. Attualmente la scena sarda è molto viva, penso che in Italia sia tra le scene più numerose forse. Io personalmente la scena attuale la trovo molto di qualità. Io collaboro spesso con anche artisti giovani, sardi, e trovo una cosa molto stimolante. È uscita una compilation che è Sandus Father 2, dove raccoglie, diciamo, l'80% degli artisti sardi e diciamo più legati all'hip hop più conosciuti. Sardus Frades è il progetto che vuole unire la scena hip hop sarda, appunto dal nord al sud Sardegna. Il mio progetto in cui inserisco innanzitutto i miei amici, quelli della mia generazione, del 1996, la scuola in cui iniziavo ad innamorarmi dell'hip hop. Poi ho invitato vari protagonisti dell'hip hop sardo, pionieri come Kilo, Ruido, Surrais, Kadish, Gioca e tanti altri. Ho pubblicato un'email in cui chiunque poteva mandarmi il suo pezzo, poi chiaramente ho dovuto fare una piccola analisi e inserire i più validi. Ci sono giovani, meno giovani, il mood è l'unità, non importa tematiche, generi, sottogeneri, l'importante è il rap. Uscirne vivo non è facile se non conosci l'arte dell'arrangiarsi. Quando le porte sono chiuse c'è la parola chiave per aprirle tutte. Stirpe sarda, figli di Shardana, giganti intelligenti prima dei greci, è scritto nella carta. Sardus Frades nasce nel 2018, successivamente nel 2019 esce il volume 2 e molto probabilmente ci sarà anche un volume 3, visto che ci sono stati dei buoni riscontri, molta gente che si era un attimino fermata con il rap ha ripreso, molte persone entusiaste, quindi questo mi motiverà a fare un volume 3, assolutamente. Non è stato facile realizzare questo progetto, questi due progetti, perché sono tanti gli MC, sono 40 nel secondo volume, 40 MC all'interno di 24 tracce, quindi potete capire quanto sia difficile anche incontrarsi per i vari rappers, per ogni canzone, per registrarle. Le tempistiche quindi variano, quindi ho dovuto anche spostare la data di uscita pur di avere tutti, e comunque in conclusione il prodotto è uscito come doveva uscire e sono contento di questo. Sardus Frades è anche una sorta di tributo a quel genere musicale che mi accompagna comunque da quando ero veramente piccolo, da quando ho iniziato a scrivere le prime rime, perché oltre a essere organizzatore di questo progetto sono sempre stato anche un MC. Cosa cerchi il futuro se il passato non lo sai? Quindi zitto gopai, altro che street life, 4 calci in culo dritti dalla sarda assai. Vai va dico dai, Paris continentali, ma pa morre in Sahel, ma varro con i miei fraris, yeah. La scintilla che sicuramente ha scatenato questo amore verso l'hip hop, il rap, è sicuramente il G-Funk. Il G-Funk è quel tipo di sonorità che mi ha colpito da subito e mi ha fatto apprezzare e conoscere un mondo. Le sonorità funk, quei suoni tipici anni 80 che già mi piacevano, che mi riportano un po' all'infanzia, mi hanno portato a iniziare a scrivere. Infatti già nei primi testi rielaboravo piccole parti di pezzi synth pop anni 80. Vita di un gatto di periferia dove l'armonia ricompare per magia col G-Funk. Il suono che mi ha sempre preso bene, reso il meglio di me.
Pure quando sembra tutto più difficile, la musica è con te, come un eterno vivere. Capiscono le liriche solo 10 anni dopo. Penso che non sia nato per caso, ma il destino mi stava aspettando. Dicono che sono folli, restano 3 fogli, a volte non li scordi e tu chiamali i sogni. Sogno che non so se sognare o no, non svegliatemi perché non lo farò. È così che, grazie a degli amici che frequentavano gli ambienti hip hop all'epoca, tra cui Ruido, Alessandro ovvero Chilo, sono entrato a far parte di questa cerchia. All'inizio, certo, non sapevo neanche cos'era una rima, non sapevo nulla, perché non mi sono mai ispirato a nessun tipo di musicista americano. Io sono nato da solo, ascoltando loro. Fabio produceva le sue prime basi e io lo guardavo attonito, cercando di capire come facesse. Mi chiedevo come era possibile inventare della musica del genere e scrivere delle parole sopra delle musiche costruite da lui. È lui che mi ha aiutato tanto in questo mondo. Ho incominciato così, con i Fit Prod, con Fabio, ovvero Ruido, e con Roberto, ovvero Raiz, i miei vecchi soci. Vola, vola, non sa dove si posa, a che ora, chissà se si riposa. Nel tragitto sfiora, solita storia da sabato sera. Scontro frontale per ricreare l'atmosfera giusta. Me disgusta l'imprevisto, scusa se mi permetto. Prossimamente rispetto l'invito, anzi che faccio porto pure il diabletto. Terrò un comizio prima del nostro concerto, ok? All'inizio del 1998 formo il mio primo gruppo, ovvero la PMS Crew. Dopodiché incomincio a collaborare con Fabio, con Ruido, e iniziamo a scrivere il nostro primo album, Gli 8 Comandamenti, però sotto un altro nome, i Fit Prod, ovvero i Freschi in Territorio Produzioni, totalmente autoprodotto. Ma anche con la mano della Zero Clone Distribuzioni, ovvero di Marco, che al periodo aveva aperto la prima fabbrica di CD nella nostra città. E ci diede una mano a produrre il nostro primo CD, che ancora oggi funziona alla grande, si può dire. Da lì un susseguirsi di serate, di concerti. Robby, su, paleta se chiede il rastrello, cielo sereno. Ti spiego quanto in ballo c'è stasera dentro il mio castello. Guardello, l'ho fissati che non perde il vizio. Mi tolgo lo spizio sgrisando la baby del vizio. Un parossito, li si sono che ti cantino. Ti stanno rubando la ritmo. I Fit Prod non si fermavano mai. L'orto ormai era diventata una sorta di catena di distribuzione. La musica si costruiva giorno per giorno, notte per notte, passavamo le notti svegli a scrivere, a incidere. Per noi era diventato come un cibo. Ci nutrivamo di musica dalla mattina alla sera. Io ancora oggi non riesco a spiegarmi in che mondo stavamo vivendo. È stato stupendo e ci siamo divertiti tantissimo. All'incirca nel 2003-2004 esce il nostro secondo lavoro, intitolato Un po' più su, con diverse collaborazioni, con registrazioni effettuate all'interno di studi un po' più professionali. Al periodo non esisteva YouTube, non c'era Facebook, non c'era Instagram, quindi per poter conoscere i Fit Prod bisognava venire personalmente nella provincia L85 al chilometro 2. Divento la meta principale di alcuni ragazzi della città per poterci incontrare, stare con noi e potersi divertire, capire come potevamo noi creare una musica del genere, creare delle canzoni dal niente. Ma l'orto è poi diventato anche ragione di scazzi, di litigi stupidi, per questioni inutili, che io ritengo inutili ancora oggi. A metà degli anni 2000, per questioni che qua non sto a spiegare, mi sono dovuto allontanare dalla mia famiglia, dai Fit Prod e dalla mia Sardegna. La detenzione è stato un brutto colpo per me, mi ha insegnato tante cose. Innanzitutto a conoscere meglio me stesso, a conoscere veramente chi ero, chi sono e cosa volevo. Ma la musica è sempre rimasta dentro di me. Ho continuato a scrivere, ho iniziato a studiare, precisamente ho iniziato a studiare informatica perché volevo avere delle conoscenze ulteriori sul funzionamento dei PC, ma soprattutto volevo capire come funzionava un programma particolare che si chiama Cubase, scusate la pubblicità, ma era il programma che utilizzavamo noi per poter fare le basi musicali. Il secondo passo è stato proprio quello di costruire un piccolo studio a casa dove potermi esercitare e cominciare a costruire i miei primi beat, dove poter scrivere le mie canzoni. Dopodiché la conoscenza con Massimo, ovvero Surrais, mi ha riportato sulla scena. È stato forse lui a convincermi, a spingermi a continuare, anche se dentro di me c'era qualcosa che mi diceva che dovevo fare musica. Dovevo continuare a scrivere le mie canzoni.
Massimo è stata per me la persona più importante all'uscita da questa mia brutta avventura. Grazie a lui ho avuto l'opportunità di partecipare alla compilation Sardus Fradders e ringrazio tantissimo tutti. Tu la sandaia, non è carara. E m'ha fatto benissa ganna a sa barra. E torna con sa burrumballa. Candas intendi a trevesu con Sardus Fradders e besu che Iglesias non ne ho resciu. Dises a resciu. E sono veramente onorato di aver fatto parte di questa compilation e oggi sono alle prese con un nuovo lavoro, una nuova avventura che sto portando avanti da solo e anche con la collaborazione di Massimo. Massimo mi sta insegnando tante cose. Massimo per me in questo momento è il perno fondamentale della mia nuova rinascita. Spegni la luce che iniziano i sogni. Mamma diceva di lavarci i denti. Cambiano i farmaci e cambiano i tempi. Cambia le mode ma la droga resta. Se poi ci pensi dai fuori di testa. Mamma diceva di lavarci i denti. Cambiano i farmaci e cambiano i tempi. Cambia le mode ma la droga resta. Se poi ci pensi dai fuori di testa. Sacra Zona è sia il mio nome d'arte che il nome del collettivo artistico che ho creato nel 2013, che appunto coinvolge un po' tutti quelli che sono i miei amici di una vita, quindi c'è chi si occupa delle grafiche come Left Hand, Video Vision invece si occupa del montaggio video. Abbiamo avuto in passato anche un mio amico che si occupava delle produzioni, poi appunto attualmente sta a Londra, quindi sto un po' spaziando in base anche al mio mood del periodo. Rema contro la corrente, la mia direzione. Lei che poi si aggancia all'ultimo bottone, una persecuzione. Lascia questo corpo, lasciami invecchiare bene, così sarò troppo stanco per poterlo fare. Assimilare l'ultimo concetto per non impazzire dentro la disperazione chiusa nel particolare. Le mie tematiche sono sicuramente incentrate sulla psicopatologia, sulla psichiatria, ci sono molti riferimenti all'ambito psicologico, quindi molta introspezione, anche perché io appunto di mestiere sono un neuropsicologo, a breve diventerò psicoterapeuta, quindi ho lavorato un po' di tempo nelle cliniche psichiatriche, quindi inevitabilmente ha dato un imprinting particolare ai miei testi, oltre che si va a fondere diciamo con quella che è la mia passione per i film horror, per certe letture sempre abbastanza dark. Quello che è il mio pensiero principale è quello di dar voce al mio mondo interiore, cercare di esplorare un po', esorcizzare tutte quelle paure che ho e che molto probabilmente hanno tanti altri. Mi dice affronta la tua vita con più spirito, qua sotto corpi conservati sotto spirito. Ti porto dentro a queste strade dove milito. La vita è un brivido e mi tiene sempre cinico. Dalla mia penna escono spettri, wow. Igneto in vena il siero che mi dà la giostra dell'impiccagione, sa che prima o poi qualcuno toccherà. Essendo un grande appassionato di cinema, io ho sempre voluto accostare alle mie tracce rap un buon prodotto video. L'ultimo video che abbiamo sfornato insieme al mio gruppo è Autolesionismo, che è una messa in scena, una sorta di teatro dell'incubo, dove io ho cercato di spiegare quello che può essere alcune volte il dolore che ci produciamo tramite determinate relazioni, frequentando certi contesti, attraverso tutti i nostri sbagli. È un video un po' particolare perché poi i ragazzini adesso lo stanno interpretando ognuno a proprio modo e mi ritrovo veramente tanti ragazzi che mi scrivono con problemi legati all'autolesionismo e io purtroppo cerco di aiutarli come posso attraverso dei messaggi, però purtroppo non è il rapporto umano quello che conta ed è impossibile arrivare a tutti questi ragazzini che vivono questo disagio. Un altro video per me importante, che comunque ha segnato un po' quello che è il mio mood, è appunto Memento Mori, che è stato girato a Parigi in un cimitero, appunto lo stesso dove è sepolto Jim Morrison, e là comunque si elaborano altre dinamiche sempre legate all'angoscia di morte, al tentativo di affrontare questa angoscia.
una fuga in cuffia. Io non ho necessariamente la metodologia fissa nel fare le cose. Se si parla di fare delle strumentali, tagli samples anche per dei mesi, magari non produci ma tagli dei campioni delle cose, un beat salta fuori in 7 minuti, questo sì. Quando si parla di testi è una cosa molto più complessa, molto più articolata. Ci sono variabili, continue variabili. Ci può essere un concept che io mi porto dietro da anni perché ho avuto questa illuminazione di questo titolo. Voglio fare una canzone che si chiama così. Ora la scrivo. Magari è un procedimento che dura anni. Mentre ci sono altre volte dove io personalmente cosa faccio? Io mi segno le parole interessanti e magari per mesi non scrivo effettivamente testi, però accumulo parole. Parole. Simon un sadico, Cypher, tu Saviano, io Sandokan. A terra i buchi come Yucatan. Che mi saltano fuori da situazioni di vita normali, sei al bar che bevi, stai facendo colazione, leggi una cazzata sul giornale, qualunque cosa. Quindi io mi segno molti vocaboli e poi li incastro. Nine Cloud, McDonald's, Umbrella, settimo cielo. Se dice mia nel cielo, fan l'Exotan, cuore sotto zero. Da Capcom a Compton, un regalo delle corporation. Fai tiro al piattello col corpo del morto, ti dà un morso. Premonition, ti avviso amico, ti mangeranno vivo come Spedizione Donner. Tu sei il loro cibo, come Jeffrey Dahmer o un Donner. Tu sei il loro cibo, ma non gli importa se con le droghe perdi qualche chilo. Society Resident Evil, come Siberia Nazino, Issei Sagawa. Sangue in busto, un bisturi sotto il cuscino. I'm sorry mama, ho perso l'aereo come Culkin con il Vicodin che cala. Comprati un euro delirio in fiala. Quello che mi contraddistingue negli ultimi anni dal punto di vista della scrittura è che io credo di aver raggiunto un livello successivo, nel senso che non scrivo più in maniera impulsiva e basta come poteva essere prima, quando ero più un producer che anche rappava. Cioè ero uno che era un punto di riferimento per gli altri, magari per quanto riguardava la produzione della musica, però ai testi, proprio per una questione di pratica, non ho mai avuto poi magari l'occasione di dedicarmici troppo in quegli anni lì, mentre ultimamente me la sto vivendo molto di più dal punto di vista proprio dell'artista che fa le liriche, che scrive, del rapper. Non necessariamente, ripeto, c'è uno schema preciso, è una cosa abbastanza in divenire, che io assecondo. I miei modelli, palestra di balle, pugni nei reni. Tu modello Renato Palestra. Quando sentivo Cypress ero senza barba. Mi fermerò, ma solo quando avrò la barca. Le influenze dello stile sono state veramente tante, che sono tutte confluite poi in questa cosa, ma non necessariamente dall'hip hop come genere. Cioè sono sempre stato molto aperto a tante tipologie di musica diversa, anche per una questione familiare, nel senso che ho avuto la fortuna di avere un padre che ascoltava tantissima musica, musica particolare. Nel primo periodo sono stato molto influenzato dal rap East Coast, quindi tutto ciò che proveniva da New York, campionamento estremo, jazz, insomma tutta quella matrice del New York. Crescendo con l'ormoncino la testa inizia ad andare un po' più in merda e vieni attratto molto dall'immaginario gangsta, dall'immaginario losangelino, dal G-Funk, dai sintetizzatori. Quindi io, in definitiva, per quanto riguarda l'hip hop, ho sempre avuto una formazione che è a 360 gradi. Mi ha sempre influenzato il bello di ogni movimento, di ogni genere, da anni 2000, prima insomma di tutta l'orchestrazione nuova, della nuova configurazione, quindi col discorso trap eccetera, roba che non ci era nuova, perché per chi è stato attento negli anni e chi era conoscitore del rap di tutti gli stati americani, queste sonorità non ci sono nuove. Un'altra grande influenza per me è stata la Spagna, cioè andare a vivere in Spagna in degli anni cruciali nella formazione di un essere umano. Comunque dai 20 ai 25 io ho avuto la fortuna di considerare Barcellona la mia seconda casa,
E in quel momento storico Barcellona viveva una situazione che era ancora super anni 90. Ed è lì che ho iniziato a pasturare il discorso di Dirty Douglas, cioè a voler veramente riandare a scavare nei vinili, a voler veramente riascoltare certi breakbeat, insomma a riportare un po' la cosa alle origini, nonostante comunque con influenze moderne, attuali. Chi conosce un po' il nostro suono sa che certo c'è il campione sporco che puzza di vinile, tutto quello che vuoi, ma magari la drum kit, la parte ritmica sta facendo tutt'altro. Siamo stati tra i primi a unire le 808 quindi le batterie per eccellenza della trap a un suono con i samples. Nello stesso momento lo stava facendo Harry Fraud in America, però non è che noi abbiamo visto lui e l'abbiamo voluto fare per quello, erano proprio sono dei passaggi obbligati. Quando tu vieni da questo genere da molti anni, sei portato comunque a sperimentare, a prendere delle nuove angolature, delle nuove prospettive, pur stando sempre nel classico. Noi abbiamo portato gli Onyx a Cagliari, vabbè, io ero in ottimi rapporti con il loro booking, perché ci avevo già lavorato per altre band americane eccetera, ed ero in buoni rapporti anche con il loro DJ, che è DJ Legal degli Snowguns, con cui ci si conosce da anni, abbiamo condiviso varie volte palchi eccetera. Se non che gli viene la geniale idea di rimanere in day off 5 o 6 giorni a Cagliari, quindi una settimana a contatto con i rapper che ascoltavi da bambino. L'ultimo dei giorni, perché da tutte le attività più impossibili, come andare a mangiare al porcello, piuttosto che, non lo so, cose che non si possono dire nei documentari, eccetera, siamo culminati in studio, senza nessun tipo di aspettativa da parte mia, perché tant'è che non avevo neanche portato delle strumentali dietro. Siamo finiti in studio, loro hanno ascoltato la strumentale che stavamo usando, mia, come video promo dell'evento. Questi li vediamo che la testa, il fischietto, ricantavano il motivetto. Dopo un po' vedo Fredro che stava scrivendo delle barre nel suo cellulare, quell'altro così, Abbiamo detto, merda, allora facciamo una cosa, non ce l'aspettavamo, era giusto per venire qua. Domani torniamo in studio e facciamo questa cazzo di canzone. E così è successo. Il giorno dopo, nelle scale, mentre salivamo nello studio di Pirates, che ci stava già odiando perché eravamo rumorosi, ubriachi, brutti da vedere, ormai c'era una certa confidenza con i ragazzi, quindi è nato il ritornello della canzone, è nato sulle scale dello studio mentre salivamo e ci spintonavamo, ci prendevamo un po' per il culo, ed è uscito fuori questo ritornello. Sono entrati in sala, l'hanno inciso, io ho inciso la mia parte, e questa è stata una delle cose più clamorose. Ovviamente il pezzo non siamo ancora riusciti a pubblicarlo, ma è del tutto in programma. Quel suono d'impatto salta a 3 piani. Io ero in studio, non è che ho studiato 3 cani. Veloce faccio rap fast tracking, scappato dagli sbirri così forte da fast tracking. Brother, sono tutta un'altra pasta. Non sanno neanche i parenti di Old Dirty Bastard. Che se ti rode mi basta, che ho già alla barra coi Batman. Bella Fabio, grazie per avermi rovinato la carriera in questo modo. One love. Sono appena convertita all'hip hop. Fighissimo. Fighissimo. That's how you do hip hop. It was so good. They're very good. Thank you, bro. Very good. That's how you do hip hop. La mia opinione sulla scena sarda è sempre stata una opinione positiva. Mi sento di aver anche io contribuito a questo movimento in Sardegna. L'ho sempre vissuta abbastanza bene e credo che abbiamo sempre creato un ventaglio di stili veramente che rispecchia la grandezza dell'isola e quanto è variegata l'isola, quanto è eterogenea. Se fossimo stati più uniti e più organizzati, più proiettati con il cervello anche sul lavoro, cioè far diventare questa roba lavoro a tutti gli effetti, sicuramente molte personalità di oggi non sarebbero lì a guardare quello che succede senza prenderne parte, ma avrebbero dei ruoli molto più attivi. Detto questo, di ogni esperienza si fa tesoro e c'è anche da dire che oggi abbiamo tutte le armi per poter ricostruire un qualcosa che abbia veramente i coglioni quadrati e che non debba sempre chiedere il permesso a Milano. Se io voglio fare un videoclip o una campagna di marketing o qualunque tipo di attività in Sardegna ho ancora grossi problemi. Se vado a Milano è molto più facile.
Quindi è tutto lì il problema, tendenzialmente. Cerchiamo di creare competenza su quest'isola, anche perché tutti vogliono salire sul carrozzone degli artisti, tutti vogliono essere artisti, nessuno vuole fare il back office, nessuno vuole prendere parte a tutte queste cose da dietro le quinte. In America ciò che ha fatto la fortuna di tutti è sempre stato avere la divisione dei ruoli, perché ricordiamoci che se sale uno saliamo tutti, altrimenti il 100% di un cazzo equivale comunque a 0. Ascoltami bene, ascolta sta voce mia. Se ho chi sono in vita saluta da saia. Sai altare questa e non da un inventara. Cari mi ascolta, non sono di una cazzara. Non tengo traballo, non tengo di mai. Scetti su tanto tu canto bastavo campai. S'alternativa è questa, immigrai a Suso. Sa fabbrica è rara, sa miniera non c'è più. Ma sa terra mia non da bolla abbandonai. Mi devo accontentai e mi fai sfruttai. San tutti di un out se riendi. Non avarisi sta ruga, non te di basta scendi. E se si forte orgoglioso, furiari. Non avarisi firmo, moveri. Ci sono nasciuti so vivi e sta seconda domo mia. Ma tu non voglio morri, morri sa ia.